quanto riguarda l'immigrazione sto facendo con tanto orgoglio un'adozione a distanza da 8 anni. L'unico problema che credo che avrò, che magari signora, quando questo ragazzo compierà 18 anni un giorno mi citofonerà, mi dirà ciao, sono Abdul Salam Lahalla, gli dirò ciao, guarda che l'adozione era a distanza, che vuol dire che... Ma lei mi sta insultando pesantemente! Lei è una capra! Lei è un impostore! Capra! Quale italiano? Lei non sa quello che dice, signor Salvatore! Raga, ma chi cazzo è il terrone che chiama tutte le volte e che non parla italiano? Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo George che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? C'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione! Cancellate il programma! No. Ma adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà. Signori, puntata numero 124, lunedì 16 febbraio 2026, qui a parlarvi come conduttore principale di questa trasmissione è il solito signorino della Cattolica Marco Rubeo, e insieme a me c'è l'unico, il solo, l'inimitabile, l'illustrissimo Cugino Vittorio. Buonasera. Grazie mille Cugino, grazie per la bellissima introduzione. Prego Cugino, è sempre un piacere introdurti come meriti. E mandiamo subito gli audio di Scogna. Ah no, aspetta, non c'è bisogno di mandare gli audio di Scogna, perché per la prima volta nel 2026 è tornato a trovarci negli studi di Radio Libertà, Cugino, diciamoli insieme, Luca Adalberto Scognamiglio, detto il troll. Buonasera. Buonasera a tutti ragazzi, è sempre un piacere venire qui ospite a condurre insieme a voi. Ovviamente sto scherzando, questa era pura ironia. Ragazzi, è una tragedia. Questo è il quinto anno consecutivo nella quale io mi presto per venire in questa trasmissione, in questo luogo e in questa infausta trasmissione per raddrizzare l'andazzo. È una cosa terribile. Raddrizzi, mandi sempre tutto in vacca. È il quinto anno di fila che fate danni. E io abbiamo rovinato metà di questa decade. Avete rovinato. Allora, gli anni 20 sono universalmente conosciuti per essere degli anni pieni di disgrazie, no? Sì. Allora, negli anni 20 del secolo scorso sappiamo quello che è successo in Italia. E i nostri figli, i nostri nipoti studieranno che negli anni 20 di questo secolo la disgrazia è rappresentata da 1 e 1 2. E tra l'altro ma non è vero. Vitto, tu come la prendi il fatto che Marco Rubeo, seduto quest'oggi alla mia sinistra, si sia autonominato duce di questa trasmissione? Non è vero, non mi sono autonominato duce, ho detto conduttore principale. Tu sei d'accordo? Ma il Cugino lo sa che se non ci fossi io questa trasmissione non sarebbe in piedi, non è vero Cugino? Ma Cugino, ognuno qui ha, diciamo, lui ha quello di conduttore, io quello di rockstar, divo. Siete gli 883, uno canta, quell'altro fa i balletti. Cioè. Siamo come Rolling Stones, Mick Jagger e Keith Richards. Si è appena tu non sai neanche chi sono perché sei un ignorante totale a livello musicale. Ah sì? Ma dobbiamo subito partire con la musica? No, perché dovremmo partire con la musica, allora, caro Scogna? Perché dovremmo partire con la musica? Pensavo che la tragedia per Scogna fosse un'altra, caro Cugino. Quale Cugino? Vedere il livello di omosessualità che abbiamo raggiunto oggi. È vero, perché Scogna non ha ancora notato una cosa. Cugino, puoi alzare le tue mani? No. Vai, aspetta, boia, no. Puoi alzare le tue mani a favore di telecamera e farle vedere alla telecamera? Sono le 4 del pomeriggio, siamo in fascia protetta, ci sono i bambini che ascoltano. Allora, per chi non sta guardando la diretta via video, ma ci sta solo ascoltando via podcast o in diretta canale, radio, cambi frequenza, cambi il Cugino Vittorio si è fatto alle sue unghie, sia della mano destra che della mano sinistra, un bellissimo smalto color... colore direi viola o lilla, comunque siamo lì. Ma non sai neanche di che colore te lo sei fatto. Ma sì, viola, Cugino.
io cito, no vabbè dai, non cito nessuno che sennò cadiamo nel penale. Io direi che lasciamo... che per te è un problema, Sì, io sono un uomo rispettato. Comunque, io direi di lasciare perdere queste robe qua che non fregano niente a nessuno. E andare con le varie notizie, quello Kennedy, i che mariti, le mogli. Rappresentano quello che è un po' il mondo al contrario. Sì. Io vorrei un attimo sottolineare una cosa, perché voi non lo sapete, ma in quest'ultima settimana una persona qui presente è andata totalmente in cortocircuito. Ma andiamo in con che ordine. senso? Andiamo in cortocircuito. Voi avete visto tutti sicuramente la bellissima cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 a Milano, con l'inno d'Italia stupendamente cantato da Laura. Su questo abbiamo qualche dubbio. Pausini. Lara Pausini elogiata in tutto il mondo. In Italia, in tutto il mondo. Quando dicono i tour mondiali dei cantanti, cioè Europa e Sud America, quello è il tutto il mondo. Posso parlare? Ah, prego. Grazie. Elogiata da tutto il mondo, ma come al solito, come in tutte le occasioni, troviamo i soliti hater che non hanno niente da fare dal mattino alla sera, che giuste fingono critiche di andare in università mentre vanno a bersi gli spritz o i negroni, gli sbagliati o quel che l'è. Ma è negato. Da campioni. Ma è negato. Che devono ogni volta fare gli hater e andare a rovinare un qualcosa che invece viene generalmente apprezzato. Una di queste persone ha un nome e anche un cognome, anzi in realtà ha 2 nomi, e questa persona si chiama Marco, diciamo anche il secondo nome, Marco Raffaele Rubeo, sì. Che in preda alla follia più totale ha deciso di attaccare e insultare anche personalmente cantante Laura Pausini. Ma non è vero. Perché vi dico che è andato totalmente in cortocircuito? Perché sappiamo benissimo... No, non sa fare radio, Scoglia non sa fare radio. Vi citiamo un tweet che state per vedere, ovvero Marco Rubeo, vedere Laura Pausini sfruttare il palco della cerimonia d'apertura di Milano Cortina per magari vogliamo chiedere alla regia di inquadrare lo schermo. Ah, non è già inquadrato, pensavo fosse già inquadrato. Mamma mia, Scogna non sa fare radio, si vede che viene qui una volta ogni 4 mesi. Grazie mille. Vedere Laura Pausini sfruttare il palco della cerimonia di apertura di Milano Cortina per stuprare l'inno italiano con i suoi virtuosismi vocali è un livello superiore di cringe. Come al solito l'Italia mostra al mondo un provincialismo e una cafonaggine senza eguali. E io qui vorrei sottolineare, come al solito l'Italia mostra al mondo, quando tutto il mondo elogia la sua cantante e l'inno che ha cantato, Marco Rubeo decide di fare l'hater e di buttare merda su una cosa bellissima. Però ma hater adesso, ho fatto una critica costruttiva. Per me è stato di una cafonaggine incredibile fare quei virtuosismi vocali durante un inno. Perché vi dico che Marco è andato in cortocircuito? Per una cosa semplicissima. Perché è intervenuto la rockstar principale del panorama italiano dopo Vittorio Le Donne, ovvero Vasco Rossi, a difendere a spada tratta Laura Pausini. Andate tutti a fare in culo, Laura Pausini è stata magistrale nella sua interpretazione. Oddio. Quindi siamo di fronte a il fan numero 1 di Vasco Rossi, ovvero Marco Rubeo, e Vasco Rossi che lo manda sonoramente a cagare. Signori, quindi è una cosa bellissima. Qui sta per arrivare la doppia data per il sottoscritto dopo la seguente dichiarazione di Luca Scognamiglio. Credo che mi appresterò ad avere un infarto, scusate. Non sei d'accordo? Su Vasco Rossi. Lara Pausini ha cantato l'inno nazionale in maniera impeccabile. Ha scritto la rockstar di Zocca in una storia pubblicata nel suo profilo Instagram. Con le variazioni vocali consentite dal suo grande talento e da un artista internazionale come lei aveva tutto il diritto di fare quello che voleva. Ed è proprio per questo che Vasco Rossi ha concluso con un sonoro 2 punti. Marco Rubeo, vai a farti fottere. No, non ha detto Marco Rubeo, ha detto andate tutti a farvi fottere. Giustamente. Cugino, vuoi replicare? A Scogna o a Vasco? No, a Vasco Rossi. Tutte e due. Io e Vasco in questa storia stiamo esattamente dalla stessa parte. Non solo su questa storia. Anzi, vi dirò, ormai è diventato anche la mia rockstar preferita. Dai, almeno... Vabbè, a cugino è passato dai Pinguini Tattici Nucleari all'Imagine Dragons, direi che comunque ha fatto un bel glow up musicale. Sì.
Allora, io intanto sto prendendo tempo perché devo pensare un po'. Allora, a Scogna gli rispondo vai tu a farti fottere, vai a cagare, sei imbarazzante e nulla, perché non so cos'altro risponderti. Ok. E a Vasco rispondo, ma no, in realtà penso sia una questione di amicizia personale. Poi Laura Pausini ha appena fatto uscire un album di cover in cui fa anche una cover di una sua canzone, quindi penso sia un po'. Poi diciamocelo, Vasco, ve lo può dire uno che lo conosce bene, se n'è sempre fottuto delle istituzioni e delle cerimonie ufficiali, quindi penso che il suo sia stato anche ha distrutto una cerimonia ufficiale e io ci godo perché odio le cerimonie ufficiali. La interpreto un po' in questa maniera perché stento a credere che... Cioè, io faccio fatica a capire questo tipo di interpretazione comunque. No, beh, ci sta. Cioè, se una persona ha sempre odiato le cerimonie ufficiali e i formalismi, vedere una cantante che stupra a tutti gli effetti un inno nazionale non può che farlo godere. E nel momento in cui Quindi Marco Rubeo dice che Laura Pausini ha stuprato l'inno italiano, perché l'ha stuprato, oggettivamente. Io andrei a sottolineare: andate tutti a farvi fottere. Tradotto Marco Rubeo. Questo qui è una fottere. situazione veramente bellissima, perché potrò dire finalmente la mia, potrò dire che l'inno è stato cantato in maniera obbrobriosa, che Vasco Rossi non capisce un cazzo di musica. Finalmente anche il cugino Marco, che si ritrova dalla mia parte contro il suo idolo, dovrà ammetterlo. Chiunque dica come Luca Scognamiglio che è la più grande rockstar italiana, vi prego, date UTSO immediato, perché non solo necessita. Ma secondo te chi è la più grande rockstar italiana, cugino? La più grande rockstar italiana al momento, singolo, cioè non una band. Domenico Bini. Se sentite la risata alla regia, spero di sì. Scogna un ultimo commento prima di andare con la prima canzone. Chi è Domenico Bini? Ma quanto cazzo sei ignorante, Scogna? Mamma mia, ma veramente. Ecco. Io pensavo dicesse il cugino Vittorio si è alzato e se n'è andato. Zucchero è bravo. Sì, ma non è una rockstar, Zucchero. Come no? È una rockstar numero 1, Zucchero. Detto questo, Piero Pelù, dai, che cazzo. detto questo, proprio la rockstar in del virtù PD. della mia amicizia con Vasco Rossi, sono ancora in coma. Di? Vasco Rossi. Stamattina c'è il terzo caffè che bevo, ho fatto pure una doccia gelata, ma non è servito, sono ancora in coma. Con il telefono scusa, la nevrosi mi impide di rispondere adesso. Ne prendo su, sei tu, che cosa dici? Non mi vuoi vedere, e per fare bene sei bella e puoi trattare gli uomini come fazzoletti di carta, in fondo devi stare solo a te, che non siamo mai della stessa marca. Sei uscita con me stamattina, è già il terzo caffè che bevo,
Ho fatto pure una doccia gelata, ma non è servita, sono ancora in coma. Sono ancora in coma. E rieccoci dopo Vasco con Sono ancora in coma. Numero 1. Luca Scognamiglio è ancora in coma. Oh my God. Io sono ancora in coma dopo questo cortocircuito. Ci dicono dalla regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera. Buonasera, Oh, bentornato Riccardo. tutto bene? Sì. Sì, grazie. Allora, ma niente, io questa sera voglio chiarire la chiamata che ho fatto la scorsa settimana, in quanto qualcuno aveva dei dubbi, in quanto una persona dopo di me aveva chiamato e ha domandato se io esattamente avevo fatto 15 anni sono andato a Per scuola imparare 15 l'italiano, anni. sì. Assolutamente non è veritiero, perché per quando stavo incavolato nero mi ero completamente sbagliato. Sì. Io ho fatto 13 anni le scuole, quindi 13 su quindi. quindi su questo non abbiamo dubbi. Questa 16. sera non voglio manco affrontarlo il signor Salvatore, perché Ma no, anche perché ormai l'abbiamo già fatto il dibattito, direi di non portare avanti questa cosa. Oramai acqua passata su queste cose. Prego, Ma se prego. lui vuole continuare a chiamare in questa trasmissione può liberamente farlo. Certo, qualsiasi- siamo su Radio Libertà. Qualsiasi il suo dubbio, io sono sempre pronto a risponderli a qualsiasi domanda. Bene. Purtroppo la scorsa settimana non dovevo atterarmi, non dovevo forse... Ma no, ma non si preoccupi, rispondere. è il bello di stare qui su Radio Libertà, il fatto di poter alzare i toni liberamente. Forse non dovevo risponderli su una morgita, per quanto dicevo la scorsa settimana, per quanto riguarda il referendum sulla giustizia, ovviamente vi stavo facendo l'esempio del fatto che un giudice non può favorire, non può fare favoritismi di un pubblico ministero No. e soprattutto degli avvocati. No. Per me, per il Movimento Italia No, ovviamente secondo le mie idee ci deve essere una votazione del CSM, quindi un giudice deve essere preso a votazione per fare un processo giuridico, e ovviamente bisogna dare l'ergastolo a persone che commettono seri reati, per quanto mi riguarda. Quindi come Luca Scognamiglio intende, giusto, siamo d'accordo, signor Riccardo. Magari. Ma Purtroppo questo si è verificato, come il caso Zacchetto, quel contadino che ha fatto oltre 30 anni di carcere per senza un motivo. Poi il giudice credo che sia stato un magistrato donna. Vabbè, perché puntualizzare il sesso del anche se magistrato? fosse donna, insomma, non è che perché uno è magistrato donna allora non sa fare il suo lavoro. Cioè, anche le donne sanno fare i magistrati. Un magistrato che non deve corrompere la giustizia. Soprattutto perché giustizia, donna, la giustizia, giusto, capito il suo ragionamento. Io ho una domanda. Sono stati, scusami, aspetti, ho una domanda. Come si chiama, che non ricordo il nome? Mi Riccardo scusi. da Frosinone. Riccardo da Frosinone. Riccardo da Frosinone. Come si chiama il movimento di cui ha detto prima? Allora, noi siamo Italia in Movimento No. In Italia in Movimento No. Italia No. Okay. Abbreviato italiano. Abbreviato 10 punti fondamentali, ma in questo caso noi diciamo di votare sì a questo referendum, perché noi sono chi? stati Noi di Italia No, lui come Italia No. Francia, lui o come noi? La Germania, come tantissimi altri stati in cui c'è la separazione delle carriere, separazione tra certo. avvocati, giudici e pubblico ministero. Quindi noi questa volta, invece di dire no,
abbiamo imparato a dire anche di sì. Quindi allora viene già Sì, ma falla questa domanda. No, dico, però già il nome del movimento è da modificare. Ma assolutamente, noi sappiamo dire anche sì a qualsiasi cosa. Allora possiamo cambiare insieme il nome del movimento? Ma no, non cambiamo il nome del movimento, l'ha scelto lui. Ho capito, ma è un cortocircuito simile a quello di prima, cioè Italia No. Da quanto è attivo questo movimento, mi scusi? Ma da poco tempo. Ma allora, mi scusi, alla prima occasione utile votate di sì e non ha senso il nome Italia No. Cambiamolo insieme, sfruttiamo questo spazio, facciamo brainstorming e cerchiamo di capire, quello che può essere il nome più corretto. Ma scusi, ma lei è compare al signor Salvatore in questo caso? Sì, non so chi sia io, signor Salvatore, mi scusi. No, lui è un altro conduttore dei Barbe Eleganti che di solito non c'è, mentre oggi pomeriggio c'è. Ci degna della sua presenza. Luca Scognamiglio, Luca D'Alberto Scognamiglio. Io voglio solo dare una mano, perché le sto dicendo, è un messaggio che... Ma perché gli devi far cambiare il nome del partito? Scusa, si chiama Italia No? Ma se nasce oggi e la prima occasione utile vota sì... Ma non è che deve votare per forza no solo perché si chiama Italia No. Scusi, forse il signore la stavolta non ha avuto modo di sentire i 5 punti fondamentali di Italia No, erano 10 prima. Avevamo detto sono mobili questi. Sarebbe stato in 5 punti fondamentali, quindi era il ticket, l'abolizione del ticket, i senatori a vita, gli immigrati, eccetera, eccetera. Eliminazione degli immigrati, questa suona un po', però nel senso, cioè, dovremmo metterla giù un attimo diversa. Se vuole collaborare, possiamo mettere giù anche questi punti insieme. Ripeto, questo è un bellissimo spazio nella quale le persone dicono boiate su boiate, e invece lo possiamo usare per fare qualcosa di utile. Facciamo del brainstorming, troviamo un nome più accattivante che abbia anche senso, perché Italia No non ha senso, e ma poverino, perché devi dire che Italia No non ha senso? No, ma non ha senso dal punto di vista Noi, signor logico. Riccardo, ci scusiamo veramente a nome dei Barbari Eleganti per quello che sta dicendo questo troll di Luca Scognamiglio. Se un movimento nasce oggi e si chiama Italia No e alla prima occasione utile fa campagna per il sì, c'è qualcosa che non comunque va. Abbiamo capito la situazione chiarissima, quindi riassumiamo prima di salutarci. Italia No in questo caso è schierato per il sì. Sì. Va bene. Allora, grazie signor Riccardo, noi ora la dobbiamo salutare perché dobbiamo andare con la prima notizia. Comunque la invitiamo a richiamare più avanti. Vorrei ringraziare il signor Scognamillo per un consiglio. Quando sarà, io sarei disposto anche a proporre qualche idea che vuole lui, grazie a un suo suggerimento. Io sono pronto a sentire qualsiasi cosa da parte di lui. Perfetto, va bene. Grazie mille signor Riccardo, alla prossima. Buona serata. A voi tutti. A lei. Allora, vorrei andare, prima di chiudere questo secondo blocco, con una notizia meravigliosa, Scogna. Sì. Il segretario della salute degli Stati Uniti d'America, Bobby Kennedy Jr., ha dichiarato: non ho paura dei germi, sniffavo cocaina sulla tavola del VC. Le lezioni di igiene del segretario della salute degli Stati Uniti, Bobby Kennedy Jr. Ora, Scogna... Sono un paese bellissimo. Io non capisco tutti i detrattori degli Stati Uniti. Come puoi non portare sul palmo di mano una persona del genere? Una persona del genere è un genio, è un fottuto genio, soprattutto perché ha fatto anche una campagna abbastanza intensa contro i vaccini. Quindi dobbiamo dirlo chiaramente, dobbiamo sfruttare anche le frequenze che questa radio ci permette di avere per dire che i vaccini sono un problema. Ma no, sono un problema. Ma no, adesso che poi iniziano a chiamare tutti i complottisti che ti danno ragioni perché pensano che tu sia serio. Sono un problema. Dobbiamo sniffare dalle tavolette del DC. È una cosa incredibile, ragazzi. Gli Stati Uniti, se non esistessero, dovrebbero inventarli. Io ho tutti i detrattori di Kennedy, di Trump, degli Stati Uniti in generale, io non riesco a capirli. È un qualcosa di fantastico. Ma cosa c'è di male se uno sniffava cocaina sulla tavoletta del DC? Niente. Tra l'altro, parlava del passato, ora è sobrio da tanti anni. Nelle ore nella quale veniva registrato questo podcast, sulla pagina Instagram del Dipartimento della Salute, quel cazzo che è, degli Stati Uniti, presieduto da Kennedy, è apparso un video contro il cibo sintetico. Un bellissimo video. Ed è bello che diciamo che il titolare del dicastero, nel mentre faccia uscire un messaggio anche importante e bello, vada a dire giustamente
io sniffavo cocaina dalle tavolette del vicino. La vedo una cosa bellissima. Perché stava dicendo che lui, quando anche durante il periodo del Covid andava a raduni degli alcolisti anonimi, perché lui è da tantissimi anni che va agli alcolisti anonimi, e diceva: non avevo paura del Covid, ci andavo lo stesso, cioè ho sniffato cocaina dalla tavoletta del VC, figurati se avevo paura del Covid. Il discorso era questo. Anzi, vi chiedo, qual è la grossa differenza tra l'amministrazione, ad esempio la scorsa di Biden, e quella Trump? Beh, una politica estera diversa, una politica economica diversa. La differenza è nella follia e nel caos. Uno era una rottura di palle continua, ma ce lo vedi ascoltare Biden? Una rottura di palle. Con Trump ci divertiamo, abbiamo gente bellissima, grandissima, che ci propone delle cose fantastiche, sniffava cocaina dalle tavolette del VC. Sì. Ragazzi, questo è il vero punto forte degli Stati Uniti e dell'amministrazione Trump, la follia e il caos. Ma lo proverai? No. Se non la proverai? No, che codardo. Non è una rockstar, cugino. Dobbiamo andare in pubblicità e dopo i Queens of the Stone Age con I Appear Missing. La reclama. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti, con i Queens of the Stone Age, I Appear Missing. Ragazzi, a tutti quelli che ci ascoltano, io mi scuso dal nome, da parte mia, da parte... Disse quello che quando faceva parte in modo attivo di questa trasmissione, ciò che proponeva tutte le settimane come proposta musicale erano i pinguini tattici nucleari. È molto meglio di sta robaccia. Ora, regia, faccio una smorfia per dirci se apprezzi oppure no i pinguini tattici nucleari e se secondo te sono appropriati per una trasmissione come la nostra. La regia fa di no con la testa. Cambierei idea. Cugino? Vorrei solamente dire una cosa: questa persona ha il coraggio di dire agli altri, utilizzare l'appellativo omosessuali quando ascolta i pinguini tattici nucleari e magari anche ultimo, quindi non ho parole. No, Prima di andare avanti con le notizie, però volevo sentire la tua opinione invece su Kennedy, sulla frase del pippare cocaina dalle tavolette del... Ma a differenza di questo senza palle che lancia il sasso ma poi non fa effettivamente, io proverei, poi magari ti dico cosa succede, ecco, magari ha una reazione chimica diversa la cocaina in quel caso. Ovviamente, signori della GCOM, noi stiamo scherzando, non è assolutamente un invito a fare queste cose, anzi ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Io spero che prenda spunto da questa giornata e lo chiuda definitivamente, o mandi una lettera di richiamo, insomma, qualcosa, perché è una roba terribile. Comunque, Vitto, fai quello che vuoi, nel caso si capisce anche il perché dei tuoi gusti musicali. E Scogna, tu ogni quanto vai al ristorante cinese? Cinese? Ma cinese o giapponese, perché tanto sono gestiti sempre Ma non sono sempre gente con gli occhi a mandorla, Sì, molto stiamo generalizzando, secondo me stai anche cadendo nel razzismo, quindi io fossi in te ritirerei quello che hai detto. Comunque non moltissimo. Non moltissimo? No. Perché no? Perché non rientra nei tuoi gusti? No, rientra, però diciamo che non li frequento molto. Ristorante cinese serviva noodles conditi con oppio, crea dipendenza e i clienti tornano. Beh, posso dire che se questa cosa è specificata nella lista degli ingredienti, io non vedo quale sia il problema. Non credo. Non so se allora, non lo so, non c'è scritto. Qua dice, ora leggiamo bene la notizia. Serviva noodles conditi con oppio, crea dipendenza e i clienti tornano. Qui non dice se specificavano o meno. No, dice le indagini sono ancora in corso. Se voi andate ad Amsterdam, non so se siete mai stati, oltre a essere famosa per coffee shop, vetrine rosse e patatine fritte molto belle, puoi anche prendere dei biscotti, dei dolci fatti con sostanze stupefacenti. Però qua diceva che è ciò che è stato costretto ad ammettere il proprietario di un ristorante cinese che condiva moltissimi suoi piatti, tra cui i famosi noodles, con i semi di papavero da cui si ricava l'oppio. In questo modo creava dipendenza nei suoi clienti e li costringeva a tornare nel suo locale. Non era specificato nel menù. Beh, ma se nel menù erano specificati i semi di papavero, credo non adesso. vedo quale sia il ma problema. Non credo. È una notizia, No, quindi è una classica l'uso notizia. dei semi di papavero è una pratica millenaria in Cina, ma ormai da parecchio tempo Pechino l'ha dichiarata illegale. Quindi la vicenda è emersa durante un controllo di routine effettuato su un uomo. Al test delle droghe l'uomo è risultato positivo, ma l'uomo continuava a sostenere con fermezza di non aver mai assunto alcun tipo di sostanze stupefacenti. E quindi non era specificato, Scogna. Continuo a rimanere nella mia idea. Quindi secondo te era nel menù? No, se era nel menù non vedo quale sia la problematica, nel senso, ma invece, se qua in Italia... No, ma allora... Poniamo per accertato che non fosse nel menù. Se non fosse nel menù mi fai girare le balle, ma anche in Italia se io prendo, non so, le penne all'arrabbiata e ci mettono dentro la cipolla e non me lo scrivono, mi fai girare le balle, scrivimi che c'è la cipolla, è buona. Quindi io metterei la cipolla e la droga, qualsiasi essa sia, sullo stesso piano. Ma io direi, anzi, per me quest'uomo è un martire assoluto. Cioè lui ti dà a prezzo di un singolo piatto sia i semi di papavero che un ottimo piatto cinese. È una persona di un cuore veramente, di un'umanità incredibile. Non so come creare la dipendenza e farti tornare. Però intanto te lo faccia pagare con un unico piatto, cioè 2 per 1. Ma è un uomo gentilissimo. Anzi, datemi il nome di questo ristorante che ci vado a mangiare. Credo sia in Cina.
a Pechino. E vabbè, mi farò un viaggetto in Cina, se non mi arrestano va bene anche, dai. Allora, apriamo una raccolta fondi per permettere al cugino Vito, crowdfunding per permettere al cugino Vito di andare in Cina. Gli prendiamo solo il viaggio d'andata. Quello di ritorno Quello poi... di ritorno si vedrà. Ti immagini Vitto, il paladino del capitalismo e del liberalismo, sì, e contro ogni dittatura catapultato in Cina senza possibilità di tornare a casa? Bellissimo. Facciamolo subito. Ragazzi, da oggi è attiva la colletta per prendere il volo di sola andata per Vittorio in Cina. Vabbè, ma che mi arrestano prima, quindi non è che ti devi... Esattamente. Ai controlli. Dovremmo avere un'altra chiamata. Buonasera. Buonasera, con chi parlo? Scusi, chiama la trasmissione e non sa con chi parla. No, un altro sbagliato, non mi scusi. Ah, ok. No, comunque era Radio Libertà. Beh, è stato divertente. Vabbè, chiedo scusa al signore se l'ho offeso hai un modo molto brutto di porti. Ma non è vero, ma dai, non si è mai lamentato nessuno. Ma questo qui ha messo subito giù il telefono, quindi ha ragione, io direi. Scusa, quindi sei terribile. Ma scusa, mi ha difesa del cugino Marco, stai chiamando una trasmissione, fai quel numero e poi chiedi pure chi stai chiamando. Prima di partire con la prossima notizia, io volevo dire una cosa su un fatto, se però mi prego, concesso. Hai tutto il tempo del mondo. Come saprete, la scorsa settimana è nato un nuovo partito sul panorama politico italiano, Futuro Nazionale. Sì, vogliamo mettere il dito nella piaga. Dobbiamo buttarci il sale sulla piaga. Prego. E darci pure fuoco. Io comprendo tutto. Per me potrebbero esserci tutti i partiti politici che si vogliono, di qualsiasi idea, che si ispirano a qualsiasi personaggio. Nazisti, fascisti, comunisti, anticapitalisti, ammiratori di Pol Pot, tutti. Tutti. Quello che a me fa girare le balle è l'utilizzo a cazzo delle parole. Se voi notate la comunicazione di Vannacci, adesso inizia a chiamare i suoi seguaci futuristi. E a me questa cosa fa altamente girare il cazzo. Perché? Perché i futuristi erano appartenenti a un movimento culturale che puntava al progresso. Non era reazionario. Chiamare i tuoi... come anche il fascismo delle origini, comunque non era un movimento conservatore, il fascismo alle origini. Era un movimento, se vogliamo chiamarlo progressista? Sì, comunque innovatore. Adesso chiediamo scusa alla Schlein. No, certo, se paragonato ai giorni d'oggi è ultra reazionario, ma ai tempi il fascismo non era un movimento conservatore, era contro la borghesia, contro l'aristocrazia. Usare l'appellativo di futuristi è una cosa, è uno stupro non solo delle parole, ma è uno stupro alla cultura italiana. Marinetti si sta rivoltando nella tomba. Quindi, generalissimo, te prego, lascia stare quel termine lì, usa i termini che vuoi, usa Camerati, il termine Camerati, usalo, perché non lo usi? È perfetto e io non ci vedo nulla di male, a me non rappresenta, ma penso che lo usi già il termine Camerati. Per me non vuol dire nulla, ma usa il termine Camerati, è appropriato, va benissimo, qual è il problema? Non usare futuristi, non stupriamo la cultura di questo dannato paese. Esattamente come ha fatto Laura Pausini. Lasciamo perdere. Dai, me l'hai servita su un piatto d'argento. Ma che è il piatto d'argento? Io continuo a ribadire che c'è stato un cortocircuito incredibile e tu non ci hai capito una mazza. Bene, ci dicono dalla regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera. Pronto? Sì, buonasera a tutti, Lisetta. Buonasera. Allora, voi non siete più studenti, vi siete andati un po' più avanti. No, io sono ancora studente in realtà. Allora, è un caso che è successo a Pordenone, forse l'avete già sentito. Sì. Allora, è successo che scoppia lo scandalo perché un movimento studentesco ha posto agli studenti di un liceo la seguente domanda, e mi sembra che sia questa. Ci sono dei tuoi insegnanti che fanno propaganda politica di sinistra durante le lezioni? Allora, apriti cielo. Sindacati e partiti di sinistra sollevano addirittura l'ipotesi di reato. O reati, per meglio dirsi. Io invece lo trovo giustissimo, perché spesso gli studenti, per paura di ritorsioni, minimizzano le strumentalizzazioni politiche che permeano buona parte del corpo docente delle scuole italiane, ed è anche giusto che le famiglie sappiano se i loro figli vengono coinvolti in tentativi di, dico io, indottrinamento, mi sembra la parola giusta, ideologico. Non richiesto, non condiviso. Gli insegnanti dovrebbero astenersi da qualsiasi opinione, ripeto, che sono d'accordo,
astenersi da qualsiasi opinione ideologica, politica, personale con i loro studenti, sia di sinistra che di destra, e attenersi, dico io, al programma scolastico che è già spesso molto orientato a sinistra. Vi saluto e buona serata. Grazie, buona serata, signora buona Lisetta. serata. Io sono completamente al 100% d'accordo con lei. Io no. No? No, ma non su tutto ovviamente, però sulla parte nella quale dice che gli insegnanti non dovrebbero parlare minimamente di politica, io non sono d'accordo. No, non ha detto non dovevo parlare di politica, non dovrebbero esprimere le loro opinioni politiche. Esatto, io non sono d'accordo, non sono automi gli insegnanti, sono delle persone e a mio parere in classi preposte, quindi non parliamo delle medie, parliamo delle superiori dove le persone dovrebbero avere un minimo di coscienza. Oddio, insomma. Per sviluppare anche del dibattito. Forse in quinta superiore si inizia ad avere un po' di coscienza, fino a lì invece... Ho capito, ma se ci chiudiamo al non esporre le nostre idee, a non dialogare, crescono solamente degli automi. E direi che il panorama italiano, bene o male, dimostri già questa cosa qui. E il problema Scogna è che lì però tu puoi dibattere con un tuo pari, quando sei in una posizione gerarchica diversa. Quando hai 18 anni puoi quando hai 18 anni, sì, quindi in quinta superiore, esatto. non in prima superiore che hai 14 anni e sei facilmente influenzabile. Certo. Detto questo, poi su questo, se un sondaggio fatto da, mi pare, Azione Studentesca, tornando ai camerati di prima, è un sondaggio che serve solamente a vedere che cosa succede nella propria scuola, io non ci vedo nulla di male. No, anche perché non chiedevano i nomi e cognomi, chiedevano soltanto c'è un professore, c'è almeno un professore che fa propaganda politica. Esattamente. Se invece parliamo di uno schedare i professori di determinate aree politiche, la ritengo una cosa ignobile. E sempre per tornare ai camerati. No, nel senso è una cosa che ci sta e penso che Roberto Vannacci l'abbia messa nei punti del suo partito politico. Però è una cosa che personalmente ritengo ignobile, ma non credo sia il caso effettivo, perché qua infatti parliamo di semplice sondaggio. Bene. Scogna, vorrei chiederti, cosa faresti se vincessi alla lotteria? Costruirei un pero della droga. Vabbè. Tu cosa faresti? Ma non lo so, cioè smetterei di studiare vabbè, fino lì, anche se non li vinci, non lo so, che va bene probabilmente se vincessi 2 milioni di euro alla lotteria estinguerei il mutuo di mio padre che carino, e poi povero basta, e poi andrei a godermi la vita in giro per il mondo, tra viaggi e concerti di Vasco. Cugino, dai, di la verità, quanti concerti di Vasco Rossi potresti andare? Quest'anno me ne faccio 3, se vincessi 2 milioni di euro me li farei tutti e 12. 12 concerti? Cazzo. E tu, Vitto, no, non lo voglio sapere tu cosa faresti con 2 milioni. Mi sembra abbastanza scontato. Esattamente, dai. Quindi direi che possiamo anche chiudere qua. Allora, vince 2 milioni di euro alla lotteria, poi costituisce un impero della droga, 80enne condannato. Cosa devi dirgli? Uno a 80 anni si rompe anche il cazzo della routine, quindi fa bene a fare quello che ha fatto. Io a 80 anni dovessi vincere 2 milioni, farei come lui. Allora, cercherei il brivido. Un caso giudiziario tanto singolare quanto inquietante sta facendo discutere il Regno Unito, quindi sterline, non euro. A Bolton, un tribunale ha condannato l'80enne John Eric Spivey a 16 anni e 6 mesi di reclusione. L'anziano è stato ritenuto il regista di un'organizzazione criminale che produceva su larga scala medicinali contraffatti, accumulando profitti milionari. Ma siete coglioni? Condannato un 80enne a 16 anni di carcere? Beh, stiamo parlando del Regno Unito. Comunque. Dici che comunque è paese fallito. È un paese ormai allo sbando. Cugino? Ma anzi, neanche si apprezza la volontà di investire in maniera imprenditoriale di questa persona anziana che ha dimostrato di avere una grandi skill, grandi capacità e una mente molto lucida. Bravo Vitto, io qua vorrei tra l'altro questo è impero della droga, però medicinali contraffatti, cioè si intende droghe come medicinali, non droghe tipo hashish, marijuana. Cugino, molte droghe usate oggi sono nati come medicinali. No, quindi... infatti dico quello. Io sfrutterei questo caso proprio per lanciare una proposta dei Barbari Eleganti, ovvero quello della legalizzazione e liberalizzazione di qualsiasi tipo di droga. Bravo. Ma allora, non posso parlare a nome di Radio Libertà, ma dei Barbari Eleganti posso sicuramente associarmi.
Partirà Però una raccolta firme, un questa non è referendum. l'opinione di Radio Libertà, credo. Partirà una Temo. raccolta firme e un referendum, quindi se No, volete vabbè, firmare, adesso. prego, fatelo. Bene, signori, altri commenti su questa cosa? Cioè, trovate giusto che un ottantenne costituisca un impero della droga? Sì. Beh, poi ha risposto a una domanda che evidentemente c'era, quindi ha dimostrato abilità imprenditoriale, quindi perché dargli contro? Perché arrestarlo? Perché una persona di 80 anni dargli 16 anni di carcere? Mi sembra una tortura nei confronti di una persona anziana. Anzi, se poi inizi a dar seguito a cose del genere, magari Kennedy smette di pippare dai bagni, dalle tavolette del cesso, inizia a pippare come fanno tutte le persone normali, dal tavolo, dalla scrivania. Ma non pippa più. O dalle gotiche culone, esattamente. Ma no, ma dai, ma basta, ma perché bisogna dire queste cose? Io mi scuso a nome dei Barbe Eleganti con tutti i nostri gentili ascoltatori, tra l'altro dovremmo averne anche uno in linea per l'ultima chiamata di questa puntata. Buonasera e le chiedo scusa per le atrocità che stanno andando in onda. Sì, buonasera, sono Marco da Cassano Magnago. Buonasera. Splendido paese Cassano del Magnago. nostro leader, che Esatto. se siete dietro a una radio che parlate, è un merito dovuto a Umberto, che lui ha voluto la radio Padania e poi adesso è diventata la Libertà. Certo, sempre onore. Una cosa, vabbè, posso dire due cose. Il discorso che facevate voi prima delle scuole è giusto, però a 360 gradi gli insegnanti dovrebbero essere molto più lineari nei loro commenti, perché una scuola di religione cattolica tira da una certa parte, una scuola con tendenza di sinistra ne parla dell'altra e una scuola di destra parla dell'altro, quindi tutti i riferimenti storici andrebbero affrontati e parlati chiari agli studenti, come le foibe che non sono molto tenute certo, nelle scuole, ma continuano sempre a picchiare dalla parte del fascismo, va bene, ok. E un'altra cosa sul discorso della droga, è un discorso un po' particolare, perché è in eterna diatriba, la legalizziamo, non la legalizziamo, però qualcosa bisogna fare, perché l'utilizzo della droga c'è, la cocaina c'è, è inutile nascondere, da tutte le parti viaggia, e non nei poveri diavoli ma negli ambienti anche nel bar figo, tutto quello che assolutamente, vuoi. Specialmente in quei posti il discorso, perché poi io sono alla zona di Varese, vedo di quelle cose nei boschi, non si può più circolare nei boschi perché ci sono in giro gli spacciatori armati. Noi viaggiavamo per i boschi appassionati di bici e tutto. No, certo, ne sappiamo anche noi qualcosa. Secondo me la droga dovremmo o legalizzarla, se vogliamo legalizzarla, se no pugno duro e non va venduta, è in certe vie. Se no è venduta normalmente, e forse come la prostituzione legalizzata darebbe un contributo alle casse nazionali, e parliamone, perché se no non ne veniamo fuori. Certo. Guardi, noi siamo d'accordo. Noi scherziamo, però la nostra è anche un po' una provocazione, nel senso il problema della droga è un problema che c'è ed esiste da tempo immemore, e nessuno lo ha mai risolto e lo risolverà. Comunque, ok, mi fa piacere che dei ragazzi giovani che parlano anche in tono ironico ma di politica, e questo è un bel segnale. Buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Ciao. No, assolutamente. Cioè, ma infatti non mi ricordo chi faceva questo esempio, però la legge non deve essere un modo per obbligare i cittadini a seguire un determinato comportamento. Certo. Cioè, poi diventa stato etico. Esatto. Ma no, ma a parte il discorso dello stato etico, non mi ricordo chi faceva questo esempio, ma dal punto di vista della legge, se c'è il semaforo rosso e tutti passano con il rosso, sono tutti che sbagliano o è il semaforo rosso che è sbagliato? Non era proprio così l'esempio, però. Cazzo, allora stavi affrontando un concetto bello, e lo hai stuprato. Hai stuprato adesso questo concetto. Però è un discorso. L'esempio non era proprio così semplicissimo. Allora, però puoi fare un esempio. Quello che si fa solitamente, cioè, se c'è un semaforo e nessuna macchina rispetta quel semaforo, sono tutti stronzi o è il semaforo che è messo nel posto sbagliato? No, il discorso della legge è molto semplicistico, è così. Cioè, nel 38 anche le leggi razziali erano leggi. No, ma questo no. Mandiamo tutto in vacca. No, non è mandare in vacca. No, prego, è un discorso serio. Nel 38 rispettare la legge voleva dire attenersi a quelle che erano le leggi razziali. E tu le avresti rispettate oppure no?
non entriamo in questo ambito, ma dico, proprio come dici tu del semaforo rosso, la legge non è sacra. Chi dice che la legge è sacra è un No, cretino. vabbè, adesso non bisogna fare troppe citazioni. Comunque si è capito il concetto. Per te la legge non è sacra. Esatto, la legge non è sacra, perché altrimenti dovremmo ritenere sacre anche le leggi razziali del 38. Ecco, e chi ti dice che comunque se non sei d'accordo con la legge vai al governo e cambiala, dico che non è sempre così facile. Non è sempre così facile. Esattamente. Cugino? No, cugino, cioè, ovviamente poi gli fai queste domande, cioè se lui è a favore o no delle leggi razziali, ma collegandoci anche a quest'ultimo titolo che abbiamo qui davanti, ma uno che era con Epstein, con la kippa addosso, ma potrebbe mai essere a favore delle leggi razziali? Io sono a favore di una Palestina libera e indipendente. Sì, come... Da chi? Da quello stato che ha di fianco. Ecco, certo. Ma cugino, io direi da uno che abbiamo mostrato le prove provate, assolutamente non fatte con intelligenza artificiale, di Luca Adalberto Scognamiglio in compagnia di Jeffrey Epstein su un jet privato con una kippa. Io direi più di così, questo gli fa finta di... Ma posso dire, ma magari si divertivano, ma minchia, tutto sto casino per nulla. Vedi, già adesso inizia... No, lascia stare la kippa, però Epstein... Tra l'altro, ecco, esatto, noi qua abbiamo parlato tante volte di Epstein e abbiamo parlato tante volte anche dell'Abruzzo, in merito alle mie residenze esatto. in Abruzzo. Qual è il punto di incontro tra le mie residenze estive e gli Epstein Files? Che negli Epstein Files è uscito anche l'Abruzzo. Esattamente. Chissà come mai, cugino. Chissà come mai, perché anche ad agosto a volte nevica. Stai cercando un lavoro a Pescara? È una domanda innocente che rimbalza tra le migliaia di messaggi scoperti nell'iPhone di Jeffrey Epstein. Scogna, come la commenti questa cosa? Che perché abbiamo 1 minuto e mezzo, non abbiamo tanto tempo, però come la commenti? È bellissima, io ripeto, il mondo è fantastico, i 2 paesi più fantastici al mondo sono gli Stati Uniti e l'Italia, proprio perché riescono a portarci cose del genere. Epstein che va a fare spesa in Abruzzo è qualcosa di divertente. Io indagherei su Marco Rubeo e i legami tra Rubeo e Epstein, perché secondo me sono dei legami che ci sono. Si e cita pure Chieti, tra l'altro. Tra l'altro io adesso sono sul sito del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, provo a cercare Abruzzo e per Abruzzo vengono fuori 4 PDF. Cioè, in tutto sto casino abbiamo nell'Epstein Files Trump che fa un boccaciccio a Bubba, che per Bubba intendiamo Clinton, l'Abruzzo, legato Steven a Marco Hawking Raffaele che chissà Rubeo. cosa ha fatto con... Vabbè, insomma, La mamma di Mandani. c'è di tutto e di più. Rula Cebreal. Cugino, C'è ma... è vero, hai ragione, mamma mia, che roba terribile. Cugino, E ma l'Abruzzo? questa conversazione qui sull'Abruzzo è un po' una chat di gruppo che avevate tu, Jeffrey Epstein e il principe Andrew Mountbatten Windsor. Esatto, perché pure lui è uscito, anche la Sì, Royal ma Family. Cosa ne pensi, Scogna, che poi la Royal Family britannica è uscita da questo? Ma assolutamente, la difenderò fino alla fine. La Royal Family britannica va annientata all'istante. No, Scogna, ma è un glorioso casato dell'Europa monarchica, dell'Europa migliore, quella monarchica, il Regno Unito, il Regno di Spagna, il Regno di Grecia e Danimarca. Perché è uscito dalla vagina giusta. Ma È una cosa roba vuol dire? Illogica, perché... immorale e senza certo, senso. perché invece l'elezione del Presidente della Repubblica è più Ma almeno morale. è eletto, non è uscito Ma è dalla eletto vagina. da chi, Scogna? Eletto da chi? Dai nostri rappresentanti. Appunto, eletto da chi? Cazzo, forse sto pensando... Dai, su. Forse è meglio la monarchia. Guarda cosa è successo nelle ultime 14 elezioni del Presidente della Repubblica. Cosa è successo? E ce ne sono state solo 13 finora. Esatto. Cosa è successo? Chi hanno eletto? E il Presidente della Repubblica. Che Certo. cazzo devono aver eletto? Ma scusami, cugino, ma tu, ma tra il Re Carlo, quella ameba, che quel pezzo di legno che non è senza personalità, e Cossiga, ma tu mi sceglierai Re Carlo su Cossiga, dai, ma non scherziamo. Ma poi Cossiga Camilla, tutta la è una vita. vecchia... No. È una vecchiaccia che non si regge in piedi. No, non dire queste cose, non dire queste cose, non è vero. In tutti Gloria, i modi, sempre viva la regina Camilla, e sottolineo regina, non regina consorte, regina, e il principe Andrew. Signori, è tardissimo, dobbiamo salutare. Speriamo che questa puntata numero 124 con Luca Adalberto Scognamiglio vi sia piaciuta. Cos'hai da dire a tua discolpa?
Io non c'entro, non lo so cosa devo dire. Quindi signori, a settimana prossima e come sempre amici, viva i piedi! Palestina libera!